E come rappresentante del suo comitato non nucleo non scorie ha preso in carico del chiacchierano di manna, e cioè il tenepessa del questo decreto 181 che è stato approvato il 9 di Natale e che come inter susette deve essere convertito in legge inter susette di marzo, che data la possibilità a sa base militare, specialmente a sus poligoni, per essere candidati, per essere adibito al deposito unico dei 6 scorie nucleari. Naturalmente ne penso tutto il male possibile. Mi fa piacere che abbiamo ancora 2 minuti per parlare di questo. Qualche giorno fa io ero a Teulada, ci sono andato anche nel passato, è da tempo che la mia posizione è che ognuno anche nel campo militare debba fare proprio la sua parte. Siamo parte di uno Stato, sappiamo che lo Stato ha anche bisogno della difesa e tutti dobbiamo fare la nostra parte, ma non la parte di tutti e per sempre. E non è normale che la Sardegna faccia la parte del poligono militare per tutta la vita e magari per i prossimi secoli. È da 70 anni che noi facciamo la parte dei poligoni militari, lo facciamo a Perdas de Vogo, lo facciamo a Capofrasca, lo facciamo soprattutto a Teulada, nel Salto della Quirra. E io mi sono impegnato nel passato per la riduzione delle servitù militari in Sardegna. Ho avuto la fortuna di essere testimone dell'abbandono della base militare, della base della Marina americana alla Maddalena, e per dire la verità siamo andati molto vicini anche a un epilogo favorevole per la base di Capo Teulada. Non è stato, perché quando stavano per succedere delle cose importanti è caduto il governo Prodi con Parisi ministro della difesa. E anzi ne approfitto per dire che c'è stato un momento in cui Prodi aveva chiesto a Parisi di fare una verifica di che cosa ci sarebbe voluto per chiudere Capo Teulada. Fecero uno studio, ci impiegarono dei mesi e il risultato, la risposta di Parisi in una riunione in cui c'ero anch'io era che si poteva fare, che non era necessario continuare a Capo Teulada, che si sarebbe potuto andare fuori, ma sarebbe costato 20 milioni di euro all'anno, e cioè l'esercito italiano avrebbe speso 20 milioni di euro all'anno, ma per una cifra che è irrisoria nel bilancio della difesa italiana. Ma noi possiamo accettare che un pezzo così ampio del territorio sia soggetto a esercitazioni sempre più imponenti, sempre più dannose, che hanno sottratto un territorio alla vita civile, alla possibilità di crescere, di lavoro, di non emigrare, e che abbia anche creato problemi sicuri alla salute di quei territori. Io da sempre dico che bisogna ridurre le basi militari e lo tengo al centro delle cose da fare anche per il futuro, perché non è una condanna avere noi in Sardegna le basi militari, la percentuale di basi militari di gran lunga la più grande in Italia, e tra le basi la percentuale più grande di poligoni con delle attività sempre più devastanti. Ora, se questo non bastasse, il 4 novembre era presente Crossetto in Sardegna e a chi gli chiedeva ha detto no, in Sardegna non bisogna diminuire, è il 4 novembre, no, in Sardegna non bisogna diminuire le basi militari, non c'è spazio, non è all'ordine del giorno diminuire le basi militari in Sardegna, anzi, e lì ha terminato la frase, anzi, e ora, dopo poco più di un mese, il suo mese Natale, viene fuori un decreto che dice sapete che c'è, il deposito nazionale delle scorie può essere più facilmente messo dentro una base militare. Se uno dice che può essere messo dentro una base militare, già la Sardegna ricorre un rischio altissimo, semplicemente perché abbiamo più basi militari di chiunque altro. E quindi in questo momento stiamo davvero correndo un rischio altissimo.
e cioè diventa un'operazione militare, quindi con il timbro per nell'interesse generale della difesa, non mi ricordo più il timbro che mettono quando è l'interesse supremo della difesa, con quel timbro si finisce la discussione, e cioè portare questa attività qui dentro le regole dell'attività militare e al chiuso di un poligono militare, sapendo che noi in Sardegna abbiamo più poligoni di chiunque altro. Bene, se questo sarà la discussione nei prossimi mesi, chi volete che ci vada a rappresentare la Sardegna in futuro? Volete che ci vada Truzzo a parlare con Giorgia Meloni, a parlare con Crosetto? Siamo sicuri di che cosa rappresenterà Truzzo andando a parlare con Giorgia Meloni? Rappresenterà la Sardegna? Rappresenterà chi l'ha imposto lì? Rappresenterà chi l'ha scelto? Rappresenterà gli interessi del suo partito, del suo gruppo? Basterà che dire ah no, ora siamo tranquilli perché Giorgia è amica mia, è amica sua, però nel frattempo hanno fatto questo decreto, è amica sua, però nel frattempo lo convertiranno in legge a marzo. Io credo che corriamo un rischio molto serio, ed è molto seria la necessità di fare in modo che ci vada un sardo scelto dai sardi e che risponda solamente ai sardi, non al suo partito politico e non a chi l'ha scelto per essere lì. E questo vale sia per Truzzo e sia per l'altra candidata dei 5 Stelle, con l'appoggio triste del Partito Democratico, perché alla fine sono due facce della stessa medaglia, le due facce dello stesso tipo di imposizione romana, scelta romana del viceré che li deve rappresentare in Sardegna. Ne scelgo uno e mando il viceré a fare gli interessi di chi lo ha mandato, non di chi abita in quel posto. E può essere un viceré o una viceregina, ma la modalità è sempre la stessa. La Sardegna non ha bisogno di perpetuare le modalità del tempo degli spagnoli, del tempo di Savoia. È il tempo della Repubblica, è il tempo dell'autonomia regionale, è il tempo di crescerla questa autonomia regionale e di difenderla e di non accettare più i viceré in Sardegna, non accettare più governatori imposti da Roma. È tempo che la nostra politica sia decisa qui e possa rappresentare solamente i nostri interessi, perché i nostri interessi sono preziosi. C'è la possibilità di perseguire, di seguire una strada nuova e immaginare una Sardegna nuova, oppure possiamo continuare a subire una Sardegna asservita. Un giorno asservita dalle servitù militari per sempre, un giorno asservita da questa orda barbarica delle energie rinnovabili, di rapina, che non lasciano nulla e che si portano via tutto, e adesso eventualmente anche la servitù più perniciosa di avere il deposito nazionale delle scorie militari, delle scorie nucleari, in questa Sardegna che sta cercando un suo futuro proprio su strade totalmente diverse, quelle della tutela ambientale appunto, quella della salvaguardia di questo grande patrimonio ambientale che serve a noi per garantire lavoro per il futuro e serve agli altri, serve all'Italia. Una Sardegna che pensa che il turismo possa essere importante, il turismo estivo, ma il turismo culturale, il turismo attivo, e quindi non possa sopportare una presenza che è totalmente la negazione di quello che stiamo cercando. E quindi, ripeto, sono totalmente contrario, lo sarei sempre totalmente contrario, e certamente non sarei disponibile a trovare compromessi su questo argomento.